Sono Gina Barbano, consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, coordino la Commissione Sanità Pubblica e Privata. Ho trovato la mattinata molto interessante, molto stimolante. Mi rende contenta questa linea che abbiamo intrapreso di collaborazione con altre figure professionali, con i medici, perché credo che la multidisciplinarità sia l'unica possibilità e l'unica soluzione per poter fare un lavoro come si deve e per trovare anche noi una collocazione vera nell'ambito della sanità. Mi taccio perché il momento che ci aspetta è molto importante. Abbiamo dei colleghi che si sono tanto impegnati per questa iniziativa, quindi passo la parola e presento. Io più che altro che presentarli li chiamerei già. Io chiamerei Marco Ballico, medico chirurgo, psicoterapeuta, Fondazione Asmedica, fa parte del comitato scientifico. Vieni Marco. E adesso vi spiega lui che è medico. Sì, buongiorno a tutti. Allora, cosa siamo stati invitati a fare oggi? Oggi, nell'onda di un certo successo formativo che abbiamo avuto come ordine di medici, nel senso che abbiamo negli ultimi anni rappresentato degli aspetti esistenziali e di vita della professione del medico, e in un convegno abbiamo incontrato gli psicologi, da lì è nata l'idea di poter fare qualcosa insieme, e negli ultimi mesi abbiamo costituito questo gruppo di medici e di psicologi che si è veramente impegnato a costruire una rappresentazione. Non è una rappresentazione teatrale come uno se l'aspetta, ma sono dei frammenti, sono delle istantanee drammatiche di un momento difficile, di un momento doloroso, sia dal punto di vista della comunicazione con un paziente con una diagnosi infausta e quindi anche con una prognosi infausta. E allora abbiamo cercato di costruire queste piccole scene facendo una zoomata sulle relazioni che avvengono tra il paziente, i suoi familiari, con il medico, con l'infermiere, con lo psicologo, con le figure insomma di tipo sanitario che vengono in contatto con lui. E vi dicevo che questa non è una rappresentazione teatrale come noi possiamo intenderla, ma è lo spunto, noi l'abbiamo pensata così, per poi discutere insieme su alcune tematiche che emergono, su alcune criticità, su alcune cose buone, perché la scena, la rappresentazione della scena non vuole essere paradigmatica di un comportamento, ma noi abbiamo utilizzato anche delle tecniche di teatro foro lavorando sugli aspetti personali, sulle biografie dei personaggi e del paziente e sulla spontaneità, sull'improvvisazione. Quindi voi troverete qualcosa che ha a che fare con un canovaccio, quindi di cultura teatrale, ma molto anche sulla interazione che avviene nel qui e adesso. Per cui non esiste un paradigma sul quale noi dire è giusto o sbagliato, ma ci auguriamo che questo sia da stimolo per poi insieme dare degli apporti che siano interessanti in una giornata così importante. Ecco, allora per me è conclusa la presentazione e andiamo a cominciare. La mia vigna, le mie viti. A maggio le giornate iniziano a scaldarsi e io col trattore in mezzo ai campi, tutto quel verde. Eravamo sempre in mezzo ai filari, io e mio fratello, tirare sui cavi, potare, sarchiare. L'aria, gli odori. Adesso sono qui, chiuso, sempre insieme, io
e lui. Due viti che corrono sullo stesso filo, si fronteggiano, si abbracciano, i cavi si allacciano, si mescolano, i grappoli si confondono. Chissà, questo settembre, la vendemmia. L'anno scorso non è andata bene, troppo umido. Quando sei comunque una festa, i sapori dell'uva, e poi chiacchierare, si sparla. Mi fa fatica anche sparlare adesso. Mio fratello c'è sempre stato, finché non è mancato. Gina, andare a una fiera, niente, bere del buon vino insieme, il vetro di un calice, il tuo sorriso. Quando se siamo visti la prima volta, se fossi qui, vicino. Ora, Andrea, Selena, correvano come due frugoletti tra le viti, i calzoncini rossi, la gonnellina a fiori, le forbici più grandi delle loro mani e quei grappoli enormi che non sapevano dove mettere. Forse Andrea non l'ho mai capito. Non ho saputo io dove metterlo. Musica, arte, che assurdità. Sì, l'arte è bella, è una passione, ma ci contavo su di lui, proprio quando è mancato mio fratello, mio figlio mi abbandona. Serenella, aiutami tu. Per fortuna ci sei tu, una donna in azienda, così è, c'è naso, biologia, filologia doveva fare, chissà se ha ordinato le etichette. Accidenti, gli ugelli di risoratrice, bisogna controllare. Quando viene glielo ricordo. Dottoressa, scusatemi, ci sono arrivati i figli del signor Primo. So che volevate discutere con lui alcuni aspetti riguardo la prognosi. Li vado a chiamare. Esattamente, sì, ci vado a chiamare, grazie. Senti, qui la situazione. Sì, dobbiamo comunicargliela perché non si può. Va bene. Dottore, per i figli del signor Primo. Buongiorno. Buongiorno. Bene, ben arrivati. Aspettavamo proprio di parlare con voi e vi abbiamo fatto chiamare perché ci sono delle novità su papà. La situazione si sta aggravando e noi stiamo facendo tutto il possibile, stiamo cercando di contenere la malattia, però ecco, la situazione non migliorerà a breve e credo sia giunto il momento anche di comunicare. Papà sa, però volevamo sapere voi cosa ne pensate, se comunicare oppure no. Io sinceramente lo direi a papà, Serena, tu cosa dici?
Andrea, io non sono d'accordo, io non penso che dovremmo dirlo al papà, dopo anche tutto quello che è successo a zio, penso che dovrebbe andarsene con la massima leggerezza e serenità. Ma cioè, allora lo prendiamo in giro, poi il papà è una persona sveglia, lo sai, secondo me qualcosa ha già capito, io glielo direi. Non è prenderlo in giro, sarebbe proteggerlo, lui l'ha sempre fatto per noi, quindi sarebbe il nostro dubbio. No. Io non sono d'accordo, io anche per rispetto suo glielo direi. Se la dottoressa o il dottore conoscessero in maniere efficaci per comunicarglielo, non so. Sì, io glielo direi, per come l'ho conosciuto, per come lo conosco, non è possibile non dirglielo. Sarebbe un segreto da Pulcinella. E poi abbiamo visto che più i pazienti sanno che cosa vanno incontro e più partecipano alle cure, quindi io vi consiglio vivamente di dirglielo. Io passo molte ore vicino al signor Nino e so che continua a chiedermi cosa le sta succedendo, vedo il suo corpo che peggiora, quindi stando a confronto con lui io vedo che sta esprimendo il bisogno di sapere cosa sta succedendo. Sì, a questo punto se voi ritenete, voi la sentite voi di dirlo a papà o... No, sinceramente noi no. Però se conoscete una maniera efficace per dirglielo voi, per noi andrebbe bene. Penso che la dottoressa oggi ci parlerà, ci parlerò anch'io, ma poi... Sì, voi potete sondare, dopodiché io posso parlargliene ed è giusto parlargliene, perché in questa maniera può anche decidere se vuole stare qua, se vuole tornare a casa, perché anche questa decisione e anche per il futuro, in maniera tale che lui possa organizzare il suo futuro e il vostro futuro. Quindi io sono d'accordo, io nel pomeriggio gliene posso parlare intanto ne parlerà anche lei. No? Sì, adesso io ne parlerò. C'è un'altra questione. Noi quello che facciamo qui lo potremmo fare anche a casa. E voi avete mai pensato di portarlo a casa? Sì, noi papà lo vorremmo a casa, per essere. Però voglio dire, non saremo lasciati soli, saremo seguiti, perché se poi papà sta male o non so, ha una crisi, non saremo soli, ci saranno delle persone ad aiutarci. Assolutamente sì, c'è proprio un servizio di cure domiciliari, voi non vi preoccupate, verrà l'infermiere 2 volte al giorno, magari pensiamo anche a Matteo stesso, e poi verrà la psicologa lo stesso e anche il medico, però ogni volta in cui ci fosse necessità voi potete chiamarci e noi veniamo, quindi assolutamente non verrete lasciati soli. Che dici Serena? Vabbè, portiamo a casa. Va bene, per noi va bene. Bene, allora noi predisponiamo anche l'organizzazione per il domicilio. Va bene, intanto io oggi parlo con il papà in modo da prepararlo e cercare di capire, poi parlerà anche la dottoressa Carlo. Va bene? A dopo allora, ci vediamo. Un saluto. Andiamo dal paziente. Certamente. Timo, come andiamo oggi? Tra poco arriva il medico e quindi facciamo 2 chiacchiere con lui, in modo che se hai dubbi cose parli con lui. In un secondo te lo chiamo. Signor Dino, come sia? Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo oggi? Così. Così. Come così? Male, dottore. Male? Sì. Cosa grave? Ho sempre questo dolore alla gola forte. Immagino. Sono venuto qua per questo. Sì? Sono più di 2 settimane che sono qua. Lo so bene, l'ho ricoverata io, lo so. Però non mi è passato. No. Anzi,
mi sento anche più fiacco io, Sì, più giù. immagino. Ma lei sa che noi adesso stiamo facendo delle cure per contenere la malattia. Ma fanno niente, dottore? Certo che fanno le cure, sono delle cure che contengono. Sì, no, io non sto meglio. Vedo, ma diciamo che queste cure, sa, noi adesso parliamo di cura, cerchiamo di contenere, non so se mi spiego. Lei dice che non sta meglio, ma no. pensi se non facesse le cure sono proprio necessarie in questo momento. Abbia fiducia. L'altra volta ero migliorato. Sì. Eravate operato. È vero. L'altra volta abbiamo fatto una cura, lei è migliorato, adesso c'è stata questa recidiva e in questa fase lei è qui per cercare insomma di contenere questa malattia, no? Senta, Dino, l'idea di... Lei parla spesso mi diceva Matteo di andare a casa. Vorrei star meglio, sì. Vorrei tornare a casa, tornare a poter lavorare di nuovo nella vigna. A proposito, portare avanti l'azienda. Sì. Anche perché adesso è tempo anche. Certo, ma un po' pianetto adesso, non cappia massa pressa. Tornare a casa, tornare vuol dire questo. Sì, ma non bisogna che si metta a fare mestieri, insomma, bisogna che vada piano e ga soffioia, non che si va, che si brio l'azienda. Sì, certo. Bene, senta, allora, noi altri adesso organizziamo, se lei ha piacere, perché possa continuare la cura a casa, va bene? Certo. Oggi potrebbe parlare con la dottoressa Carli, che le spiega alcune cose. Sì, perché lei non mi ha spiegato, dottore. Certo che come non le ho spiegato. Io ho detto che stiamo facendo una cura per contenere la malattia, no? Cosa vorrebbe sapere di più? Ma in ogni caso, guardi, io ho già parlato con la dottoressa Carli, le spiegherà lei. Poi se ha bisogno le spiego anch'io, ci mancherebbe, sono qui apposta. Va bene? Ok? Allora Matteo, continuiamo qui con questa terapia, ma magari ci aggiungerei anche, perché lo vedo un po' preoccupato, magari un po' di sedazione, un pochettino, un po' agitato, poi stato seta velenosa, magari... Bene, la saluto. Arrivederci. Grazie. Dino, hai sete, Dino? Ti porto un po' d'acqua? Sì, grazie. Eccoti l'acqua, prendiamo 2 parametri. Cosa dici, Dino? Come è andato l'incontro? Col dottore? Capivo niente. Lo so, i medici hanno un po' di chiesa, questo capire che sia stato abbastanza complicato. Ma lei cosa mi dice? Caro Dino, io le dico sinceramente, posso darle del tu, signor Dino? Certo, come no? Quello che posso assicurarle è che il medico e la dottoressa sono molto competenti e quello che stanno facendo è essenzialmente per il suo bene. Quindi le invito a stare tranquillo e oggi pomeriggio per qualsiasi domanda c'è la psicologa. Nel caso qua al pulsante, se ha problemi di ogni tipo, sai che puoi chiamarli. Mi raccomando. Ciao Dino, ci vediamo dopo. A dopo. Buongiorno signor Dino. Buongiorno. Si ricorda di me? Sì. Sono la dottoressa Carli, ci siamo conosciuti in questi giorni. Ci siamo già visti, sì. Ci siamo parlati. Abbiamo fatto un paio di chiacchierate. Mi ha raccontato della vigna, del suo amore, la sua passione. Sì.
una vita intera, io e mio fratello. Sì, mi ha raccontato del fratello. Non c'è più. Non c'è più. No. Quanto tempo fa? 8? 8 anni fa. 8 anni. Il tumore se l'è preso. E adesso chi è che aiuta? È mia figlia. Ah, sì, Adesso c'è la piccolina. È venuta a trovarla, l'ho vista? Sì. È un tesoro. Ha anche un figlio, mi pare. Sì, anche lui. Ma lui ha fatto un'altra scelta. Lui non l'ha aiutato. Lui adesso vive per conto suo. Non si è occupato della vigna. No. Che lavoro fa? Lui è nell'ambito critico d'arte. Ah, proprio Sì. lontano. Sì. Per fortuna che c'è la piccola, la sua amica sa se con quel lavoro lui campa, sa. Quindi avete avuto qualche dissidio? Insomma, lui ha fatto la sua scelta. Non sta bene oggi. Sto sempre peggio. Cosa si sente? Giù, malessere un po' generale. A male al gola? Sì, quella sempre, quella non è cambiato niente. E questo gliel'ha detto al dottor Giusti? Sì, che gliel'ho detto. Gliel'ha detto? Sì, altro che... Ma vi siete parlati stamattina con il dottor Giusti? Sì, io gli ho detto che queste terapie non servono a niente. Io quando vado, non ho la vigna, e quando vado c'è qualcosa, carico nell'isolatrice il prodotto che serve e poi la vigna guarisce, io qua non sto guarendo. Ma qui è seguito per quello che si può fare adesso. Lei lo sa che il tumore si è ripresentato? Sì, certo che lo so, questo lo so, sono qui per questo. Fatto che l'altra volta è stato operato, è stata fatta una terapia e poi ho voluto tornare a casa, tornare non solo a casa ma anche tornare sulla vigna, a lavorare, a occuparmi dell'azienda. Qui io non vedo miglioramenti. Ma qui è una nuova fase. Non si può più fare il percorso dell'anno scorso. Non si riesce a fare le cure di prima, la chemioterapia, la radioterapia. Non è qua per questo. E allora che terapia c'è? Qui è per questa fase in cui il tumore resta là. Non si riesce ad aggredirlo in nessuna maniera. Ma se resta là non va via. Se resta là non va via, è vero. La si può aiutare a sopportarlo, diciamo. Ad aiutarla a sopportare il dolore, ad affrontare le complicanze che ci possono essere. Questa è la fase nuova. Ma sono ancora vivo io, no? Certo che sì. Ma è in difficoltà, no? Sì. E quindi noi la possiamo aiutare, le saremo vicini per questo, per affrontare questa fase, sia lei che la sua famiglia. Non è una bella cosa questo che mi sta dicendo. Sì, lo penso anch'io, non è una bella cosa.
Ciao. Come va? Così come mi vedi, a letto. Ho voglia di fare due parole con Andrea a questo punto. Perché a questo punto? Ne hai parlato con la dottoressa? Sì. E vuoi parlare anche con lui? Va bene? D'accordo. Ciao papà, Ciao Andrea. come stai? Male. Ma i dottori ti hanno detto qualcosa, eh? Sì, mi hanno detto qualcosa. E a voi cosa hanno detto? A noi hanno detto qualcosa, ma io non ci ho capito tanto sinceramente. Sai come parlano loro, meglio se ascolti loro e basta. Andrea, tu non capisci mai niente. Ma sì, perché sai che parlano in medichese, tu ascolta loro e chiedi a loro e basta. Va bene? Va bene. Ascolta, ma e per quanto riguarda me e te invece, cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Intendo il nostro rapporto. Hai fatto la tua scelta. Sei andato per i fatti tuoi. Sai papà, lo so che a te di musica ed arte non ha mai importato più di tanto, però ti voglio dire questa cosa. C'è una meravigliosa canzone dei Beatles che si intitola The End. È un pezzo secondo me straordinario. E verso la fine il testo di questa canzone dice: e alla fine l'amore che ricevi equivale all'amore che dai. Bello. Ecco papà, tra me e te ci sono state delle incomprensioni, questo non possiamo negarlo, però una cosa devo ammetterla, che tu di amore ne hai sempre dato tanto. Ne hai dato tanto al tuo lavoro, all'azienda, ne hai dato tanto alla mamma e ne hai dato tanto anche a me e Serena. E io penso sia giusto che questo amore ti sia ricambiato. Ti voglio bene, papà. Ecco, allora ringraziamo i colleghi, psicologi e medici, allora Alvise, Beatrice, Antonella, Federico, Matteo e Oscar. E potremmo cominciare a fare un po' di discussione, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. Se vuoi introdurre qualcosa, Gabriele, che ti vedo già qua. Il microfono. Molto positiva la discussione. Ti volevo parlare di canzoni perché anche il nostro titolo che mi è piaciuto molto veniva da una canzone di Andrea, il Testamento. Il nostro titolo del congresso deriva da una canzone di Andrea che è appunto il Testamento. C'è un microfono di quelli volanti in sala che magari sì, facciamo? Benissimo, qui. Qualche domanda, qualche intervento? Allora, riguardo alle tecniche, ai dialoghi, alle relazioni esplorate. Sì, intanto complimenti, avete un secondo lavoro assicurato. No, è uno spaccato reale quello che è stato presentato. Uno spaccato che noi viviamo frequentemente, no? Come dire, quindi da questo punto di vista è bene perché
sono messe in evidenza alcune criticità nella comunicazione, no? Io ne vedo fondamentalmente due: complimenti al medico, chi ha saputo sbagliare volontariamente nella comunicazione. È uno psicologo? Sei uno psicologo. E la psicologa è una psichiatra. Perché penso che, sì, effettivamente, perché penso che, come dire, scaricare sui figli la responsabilità di una comunicazione che invece poi ha bisogno di un feedback con il paziente, che comunicare non vuol dire trasferire un'informazione, ma poi rispondere a dei dubbi, a delle domande, a delle paure, quindi, come dire, iniziare un percorso, anche perché la comunicazione parte da capire qual è l'idea, il pensiero che il paziente si è fatto, perché poi è lui che deve raggiungere la verità. E un altro aspetto della comunicazione è che in realtà è venuto a mancare il vero senso della comunicazione. Comunicazione vuol dire mettere in comune tra l'operatore e il paziente, tra l'operatore e i familiari. Non è stato chiesto a loro cosa pensano, eccetera, eccetera. Mettere in comune quelli che sono i problemi, che ciò che unisce l'operatore al paziente è il problema del paziente o del familiare. Quindi mettere in comune vuol dire focalizzare tutti gli aspetti che possono essere di natura fisica, ma possono essere di natura esistenziale, psicologica, spirituale e così via. È proprio su questi problemi che si costruisce un percorso di assistenza. Grazie. Luca. Luca Barbagani. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono un medico di famiglia, apprendista comunicatore. Mi presento così perché dico anche qui una cosa riconosciuta a tutti, appunto, il nostro percorso di studi vale per i medici, ma penso che valga anche per gli psicologi, per gli infermieri, per tutti gli operatori sanitari. È un percorso tecnico, non mi risulta che si sia evoluto ultimamente, e lo spiegherei molto perché penso siamo tutti d'accordo nel ritrovarci, direi esattamente nella condizione in cui ha voluto rappresentare l'estensore del testo che gli amici, i colleghi hanno così brillantemente esposto, no? Trovo che il testo che avete presentato, che avete rappresentato, sia veramente esplicativo della difficoltà in cui noi operatori sanitari ci troviamo, una grandissima difficoltà. E penso che poche cose ci siano utili da apprendere, da sperimentare come questa nel nostro lavoro, perché un momento così arriva. Alcuni ne hanno vissuti di più, alcuni di meno. Io sono in una fascia di mezza età, non ho nessuna difficoltà a dire che all'inizio scappavo. Adesso di sicuro non mi ritengo, come dire, abile e capace, però fortunatamente un po' di sensibilità si è affinata e si riesce a stare in queste situazioni, però c'è bisogno di tanta formazione. Ecco, io questo lo vorrei dire perché credo che non si possa fare una colpa a nessun operatore sanitario che non riesce a stare in questa situazione, è una situazione estremamente difficile, credo la più difficile che ci si possa presentare. Per quello il figlio di Claudio, l'infermiere che ha parlato stamattina, definiva il lavoro dell'infermiere palliativista come il miglior lavoro del mondo perché aiuta le persone a morire. Fa venire i brividi, però aiutare le persone a morire io penso che sia l'espressione più alta, non riesco a immaginarne un'altra espressione altrettanto alta di una professione di servizio. Ecco, dico che Oscar ha mostrato tutti i limiti di un pessimo comunicatore nella parte che gli è stata affidata e che certamente gli è costata molta fatica a interpretare, perché sono sicuro che il suo avrebbe fatto diversamente. Perché secondo me, benché i figli si trinzerassero nel medichese, io non ho sentito medichese, perché medichese vuol dire usare il gergo tecnico che Oscar non ha usato. Ho sentito un medico che non aveva assolutamente il coraggio di guardare in faccia la realtà. E invece la Antonella, la psicologa,
nel ruolo di psicologa, ha sempre tenuto gli occhi dritti, fissi negli occhi del paziente, l'ha sempre guardato negli occhi. Questa per me è una cosa fondamentale, difficilissima ma fondamentale, perché nel momento in cui noi vogliamo essere veri, credo, da quello che ho capito, che ho imparato, che dobbiamo guardare negli occhi la persona. Solo così trasmettiamo la nostra sincerità, la nostra onestà. E perché il paziente ha risposto a Oscar, non ho commentato all'infermiere, non ho capito niente? Perché il medico non stava parlando di lui, non gli ha detto niente, per quello non ha capito. Il paziente desiderava sapere, il paziente desidera sempre sapere, secondo me. Quello che noi dobbiamo capire e tararci, ma questo viene con la pratica, è come comunicare, a che livello comunicare, tramite quali canali comunicare. Però questo è possibile, e soprattutto quello che secondo me va sottolineato è proprio la nostra disponibilità a esserci, come diceva sempre Claudio stamattina, no? A esserci, a stare nel gioco. Adesso non per dire, perché le esperienze di voi che siete qui sicuramente sono migliori e maggiori delle mie, però fatalità, proprio ieri mattina sono venuto da me 2 figlie, più o meno nostre coetanee, Marco, il cui papà penso che ne abbia veramente per poco, penso per poche settimane. E queste persone mi hanno testimoniato proprio la loro necessità di avere un punto di riferimento. Loro, non ne faccio una colpa all'altra figura che viene citata, dicevano, pensavamo che l'oncologo, ma non è una critica verso gli oncologi, loro dicevano, pensavamo che l'oncologo, trattandosi di una malattia neoplastica, fosse, però abbiamo capito che, quindi mi hanno voluto dire, noi veniamo da lei perché noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento. Ecco. Questo può essere fatto dall'infermiere, dal medico, io penso che nelle realtà così rurali di campagna dove lavoro io viene abbastanza spontaneo rapportarsi al medico e non a Luca Barbacani, sia chiaro, sto parlando del medico in generale, e in questo i medici devono saper scendere in campo, è fondamentale, assicurando questa vicinanza, assicurando la vicinanza. E soprattutto, secondo me, l'esperienza che ho fatto ieri è stata proprio quella di far emergere i desideri, le volontà. Tutti i nostri interlocutori sanno esattamente quello che vogliono, anche se non ne sono sempre consapevoli. Però ognuno di loro sa che è meglio morire a casa piuttosto che in ospedale. Ognuno di loro. Quello che non sopportano è vedere soffrire il loro caro. Se noi riusciamo proprio a metterci in questa comunicazione empatica, no? Di cogliere lo stato d'animo altrui, di farlo insomma in qualche modo ridondare dentro di noi, di trovare questa comunicazione, ed è possibile perché basta mettersi ad ascoltare, come è stato detto. Una cosa che sono sempre grato a chi me l'ha insegnata è che il paziente, se lo lasci parlare, ti porta all'80-90% del percorso. Tu basta che lo lasci parlare, lui ti dirà cosa, ti dirà che cosa lo preoccupa, ti dirà che cosa gli devi fare per il suo bene, non per guarirlo necessariamente. Certo, se fosse possibile è proprio il tuo dovere, ma se non fosse possibile ti dirà cosa serve al suo bene. Quindi l'invito è intanto agli organizzatori di promuovere questo tipo di formazione, perché i medici, parlo per me, credo che ne siano, non per loro scarsa volontà, ma ne siano abbastanza sprovvisti. E poi gli psicologi e poi tutti quelli che con noi camminano, perché come è stato detto anche stamattina, se ci mettiamo insieme andiamo sicuramente più lontano. Grazie agli organizzatori. Grazie. Rispondo un attimo a Luca che ha fatto un intervento incredibile perché ha toccato tanti punti, e questo mi dà la possibilità di svelarvi un po' la costruzione di questa rappresentazione. Intanto perché c'erano medici e psicologi, e come abbiamo fatto? Abbiamo fatto all'inizio una registrazione dei propri vissuti di ciascuno, con tutti i luoghi comuni, con tutte le idee, con tutte le false verità, le abbiamo tenute da parte, poi abbiamo fatto un lavoro invece di scombinamento dei ruoli, in modo da far venire fuori i luoghi comuni,
e poi di riassegnazione. Quindi il lavoro che c'è stato dietro, che Luca ha svelato in qualche maniera, è stato proprio questo, quello di rimescolare le carte per riuscire poi a dare la rappresentazione di non, ripeto, di qualcosa di paradigmatico, perché altrimenti, come abbiamo visto stamattina, basta stare nei punti e ovviamente sono condivisibili, ma per far venire fuori la pancia delle persone, la pancia. E allora di questo sono contento che sia stata fatta questa disvelazione. C'è un altro intervento, ho visto la mano. Morire solo o morire in solitudine? Generalmente in una coppia il tradito o la tradita è l'ultimo che lo viene a sapere, lo sanno tutti gli altri. Nel caso di malattia oncologica c'è il paziente che non vuole sapere, è una sua volontà, si può non dire. Ma in linea di massima si viene a sapere, o vengono a sapere prima i familiari. E qui comincia che familiari e amici tutti sanno, ma ciò che è paradossale è che a differenza della coppia, il paziente tumorale lo sa perfettamente. Però i parenti non ne parlano con l'ammalato, l'ammalato stesso non ne parla con i figli, con la moglie, con i parenti, e allora anche se circondato da tanto affetto è in solitudine. Allora il tabù della morte e il progresso della medicina ci ha portato a pensare, lo vediamo se succede un bambino appena nato che muore, no? Una volta ne morivano tanti, ma che la morte non deve esistere perché la medicina deve sconfiggere la morte. Io credo che bisogna superare il tabù della morte, la morte fa parte della vita, e dare un significato alla sofferenza, come diceva Frank nel campo di concentramento, che poi lui si è salvato, dare un significato alla morte. E poi noi abbiamo un esempio eclatante, quello del Cristo. Oggi il Padre ne ha fatto un accenno e io lo porto un po' più in là. Il Cristo non muore in silenzio, pur unendo una morte di amore per gli altri, ma muore in modo eclatante sulla croce, in cima di un monte, in modo di essere visto da tutti. Ecco, io credo che ci sia il tabù della morte e che noi dobbiamo, con queste conferenze, con quella che ci sarà San Domenico, il 16 e il 17 giugno, dobbiamo portare avanti questo concetto che la morte fa parte della vita. Grazie. Grazie. Ecco, il tema sempre, tra l'altro riallacciandoci all'intervento della professoressa Testoni stamattina che parlava di omertà, in effetti noi abbiamo lavorato nel caso facendo emergere la collusione, che è questa situazione di implicito che ci sta tra le persone, sapendo ognuno veramente in realtà come stanno le cose. Quindi l'aspetto dell'omertà è un aspetto assolutamente importante, però il primo passaggio è proprio la collusione che ci sta tra tutti questi attori in questo dramma. Ecco, e noi l'abbiamo presentato come siamo stati capaci. Più che un intervento sarebbe una domanda, ma vedendo anche allora, più che un intervento sarebbe una domanda, ma vedendo anche nella vostra presentazione comunque la psicologa faceva tutto una parafrasi al paziente, ma quindi sarebbe più corretto fare questa parafrasi o sarebbe più corretto a un certo punto dire esplicitamente quelle parole al paziente? No, in realtà la parte di Antonella è quella di entrare un po' in relazione col paziente e con la sua storia, evidentemente anche nei limiti dei tempi, però infatti la costruzione è con la biografia di Alvise che ci dà una cornice una cornice familiare, una storia familiare dove si inserisce la vicenda
i lutti che ci sono in questa famiglia, perché per esempio noi abbiamo, per situazione, ma c'erano dei lutti importanti, il fratello e anche la moglie. E tra l'altro questo canovaccio è stato tratto da un'anamnesi vera, come abbiamo fatto in altre occasioni dell'ordine. Noi abbiamo preso un caso vero e l'abbiamo un po' trattato, quindi l'anamnesi è un'anamnesi vera. Per questo ringrazio Marco Codato, con il quale ho lavorato, che è un collega che oggi non è presente, e quindi abbiamo costruito attraverso l'anamnesi un po' un caso, abbiamo costruito la famiglia, non c'era la mamma per esempio, e il fratello che ha avuto la stessa malattia. Quindi la parte di Antonella è stata quella di entrare nella storia del paziente, diciamo un po' più del medico, ok? Perché noi abbiamo scelto questa strada in modo anche da differenziare i due aspetti sanitari. Posso dire una cosa? Certo. Per me non era una parafrasi, cioè non era assolutamente una parafrasi. Io sono entrata nel merito, gli ho detto che non si potevano più fare le cure che aveva fatto in passato, e che era una nuova fase, per cui proprio per niente. Era un'esplicità. Erano parole esplicite, però a me viene da pensare che magari un paziente spaventato non le voglia intendere in quel modo, che le voglia pensare come mi sta dicendo questo, ma magari non vuol dire quello che mi viene da pensare. Era solo una curiosità, No, vabbè, io volevo puntualizzare perché mi sembrava chiaro, era stato questo il taglio che avevamo scelto di dare, no? E il paziente poi voleva sapere, quindi in questo caso ha ben capito, no? Perché poi non è stato detto, ma il concetto era che era un imprenditore che aveva affrontato tante difficoltà e poteva riuscire ad affrontare anche questa. Io poi non l'ho detto e quindi consigliavo per cui in questo senso di dirlo al paziente per poter scegliere la sua fase finale, no? Rispettando la sua biografia, la sua vita, no? Le sue scelte. Sì, io volevo dare rispetto a questa domanda, se usare delle metafore, se andare in maniera diretta. Io credo che la domanda principale sia cosa sa, cosa vuole, quali sono le aspettative del paziente, e poi su questo ci si tara, no? Ci sono anche, volendo, dei modelli poi, perché ogni persona ha un suo modo di pensare. C'è chi ha una mente che lavora per immagini, c'è chi non ha una mente che lavora in maniera schematica, per schemi, e quindi il linguaggio da usare in teoria sarebbe quello del paziente. Se il paziente mi parla per immagini, io gli parlo per immagini. Se il paziente crede in un'altra vita, userò questo come è inutile parlare che ci sarà un'altra vita se il paziente ha una Weltanschauung che finisce tutto. Per cui la cosa principale non è cosa diciamo noi, ma chi è la persona che abbiamo davanti. Sì, volevo dire esattamente questo, di tenere presente chi abbiamo davanti e la nostra comunicazione si deve adeguare a lui, non solo nel linguaggio ma anche in cosa vuole sapere e quale verità in questo momento è in grado lui di sopportare, e tenendo anche presente che non occorre dire tutto in questo momento, perché noi abbiamo del tempo davanti e avremo non solo un incontro ma più incontri, e quindi il messaggio può essere dato in tappe successive a seconda di quella parte che lui in quel momento lì è in grado di accogliere. Sì, a me premeva di dire, quando abbiamo pensato alla parte del medico, questa non è la realtà dei medici, nel senso che ci sono dei medici che comunicano, però è anche vero che abbiamo pensato a un medico che ha un grosso carico, che ha tanti pazienti con i quali parlare e che a volte ha bisogno di delegare. C'è Matteo che affronta, c'è la psicologa,
Ecco, però sappiamo che il medico ha delle competenze comunicative, può averle per caratteristiche personali, per formazione, ecco, quindi non è che questo è inutile anche dirlo, ma insomma era importante precisarlo. Ho voluto, come hai detto tu Luca, proprio sbagliare di spontanea volontà, proprio perché poi ci fosse possibilità di dibattito. In fondo c'è. Sì, buonasera, sono una psicologa, Laura Rozzi. Tutto bene, molto meritorio, apprezzabile, si è parlato di promuovere la formazione e come in altri convegni ci sono moltissime risorse, moltissime idee. Quello che manca sempre sono le risorse economiche, l'investimento economico che non è mai sufficiente, perché per quanto riguarda la formazione in particolare, posso parlare proprio per esperienza personale, si cercano degli operatori che scrivano, propongano dei corsi anche molto strutturati, poi alla fine non ci sono abbastanza risorse economiche per portarli a termine, per realizzarli. Per cui, non lo so, questo è un problema che andrebbe affrontato da tutti in modo così complessivo, perché sennò ci diciamo sempre moltissime belle cose in questi convegni, ma poi anche per quanto riguarda per esempio i problemi di disoccupazione che vive la nostra professione per gli psicologi. Non vorrei essere polemica, ma insomma ha molto a che fare anche questo, insomma, grazie per l'attenzione. Noi possiamo dire che ci siamo trovati per settimane e settimane assolutamente a titolo gratuito e tra l'altro c'è Federico che viene da Cavarzere, Matteo, Beatrice da Padova, Oscar da Castelfranco e noi da Mestre Venezia, quindi noi ci abbiamo messo proprio dal punto di vista del volontariato molto. Prego, c'era la dottoressa. Io mi presento, sono una psicologa e quello che volevo sottolineare è che ancora una volta si propone come problema culturale, anche nella vostra molto piacevole rappresentazione. Quello che secondo me non viene però sottolineato è che il paziente morente, colui insomma, che sta andando verso la conclusione della propria esistenza terrena, ha una forte preoccupazione rispetto ai suoi familiari e di come questi prenderanno la sua dipartita e come faranno. E questo è l'aspetto secondo me su cui varrebbe la pena di lavorare, perché è la chiave di svolta anche per i familiari, perché l'omertà è proprio per non acuire un dolore, e mai non parlare di fatto è acuire il dolore. Io parlo per esperienza personale, mio padre era un medico del vecchio stampo che diceva che i pazienti appunto davano la diagnosi loro, quindi bisognava ascoltarli, e quando lui è stato a fine vita, 89 anni, però lui si era diagnosticato un tumore, lui ha avuto la capacità di comunicare e in qualche modo la preparazione familiare è avvenuta in contemporanea. Questo ci ha permesso di elaborare un lutto, una situazione in maniera tranquilla, e dire una parola grossa, no? Perché chiaramente ci sono tanti dolori dietro, però quello che è il dolore più grande è la volta che una persona muore. I non detti sono quelli che distruggono anche l'elaborazione del lutto, perché poi dopo noi psicologi ci ritroviamo anche a parlare con i familiari, e quello che viene soprattutto fuori è il dolore di non aver saputo in quel momento, perché era di dolore, non tirare fuori gli scheletri nell'armadio. Quindi forse anche dal punto di vista culturale il fatto di per il quieto vivere non insegnare anche ai nostri figli o in famiglia a non dirsi le cose
Questo è di fatto una morte molto lenta che poi nel momento in cui realmente avviene è dirompente. Grazie. Grazie a lei. Questo intervento, che è estremamente importante, noi abbiamo cercato di fare proprio un francobollo nella riconciliazione finale. Ecco, quindi io vi ho detto che sarebbero state delle istantanee, no? E quindi anche a noi prendeva l'idea della riconciliazione. La vostra servizio. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, un contributo? Grazie, Caterina Martino, psicologa. Una cosa che mi ha dato un po' fastidio durante la rappresentazione è che molti, parlando con il paziente, chiedevano: allora hai saputo? Te l'hanno detto? E io penso, se la morte riguarda me e io sono protagonista di questo evento, come posso essere tenuto all'oscuro? Io devo essere la prima persona a saperlo. E io, se penso, se dovesse capitarmi, io desidero essere la prima persona, non che gli altri lo sanno e io sono l'ultima persona a saperlo. Non so, succede questo? Sì, succede tutto e il contrario di tutto. Questa è proprio una rappresentazione di uno spaccato, però esistono tutte le situazioni da 0 a 100, come è stato detto stamattina, come è stato un intervento precedente dove c'è una guida da parte del paziente addirittura, no? Nel senso che il papà della collega è stato proprio la guida, e ci sono pazienti che anche per loro formazione, per loro cultura, per paura, in realtà hanno bisogno di una guida, e quindi trovare l'equilibrio tra le varie situazioni è un'opera di deve essere fatta con grande attenzione, insomma. C'è il Presidente? Questa la correggo subito, perché io lavoro in ospedale, esiste un form che viene presentato al paziente all'ingresso, per cui le informazioni vanno date al paziente stesso e il paziente poi dà il consenso o meno che i familiari siano informati, quindi questo è un problema già risolto. Allo Stato si parla con il paziente, poi si parla con i familiari, con quelli che vuole lui. Questa è la legge dello Stato italiano. Tutte le altre considerazioni sono poi relative alle varie situazioni, ma questa è la legge. Quindi state tranquilli da questo punto di vista, che la gente viene informata. Io faccio anche il corso generale, faccio anche la farmacologia. Questo è in cartella clinica, in tutte le cartelle cliniche. Secondo voi, faccio una domanda a chi vuole rispondere, questo atteggiamento di non dire al paziente, io ho 30 anni che faccio ormai l'ospedale, secondo voi è cambiato? 20 anni fa era diverso, questa sensibilità era diversa, un convegno come questo 20 anni fa era possibile, pensabile o no? Chi è più vecchio può rispondere? Proprio 25 anni fa ero vicino a una mia amica, giovane, aveva avuto 43-44 anni, era nel losco dell'ospedale. Finalmente incontra il primario, lo ferma, mi estengo il nome naturalmente, e gli chiede se ha notizia dei suoi esami. Il medico le dice: signora, non lo sa, ha un cancro e dei peggiori, ed è scappato via. Lei non sapeva nulla, perché era tenente ospedale, aspettava l'esito. Quindi questo non è il primo caso che ricordo. E quindi io invece sono contenta se oggi l'ordine dei psicologi sta portando questi temi, come ha parlato della disumanizzazione delle cure, sta facendo questi incontri con i medici, perché sicuramente questa parte della cura del paziente mancava moltissimo, e se oggi se ne parla prima o poi succederà anche in tutti gli ospedali d'Italia, almeno mi auguro, insomma. Allora, l'ultimo, perché mi dicono che abbiamo pochissimo tempo. La mia percezione è che qualcosa è cambiato. È cambiato perché l'atteggiamento paternalistico
per fortuna non c'è più. Dal punto di vista formale, il consenso informato, quel foglio lì dove si firma sotto, alcune volte viene presentato bene, altre volte è solo una formalità, ci dice che c'è ancora molta strada da fare. Ecco, c'è una puntualizzazione, il nostro lavoro non stava con il focus sul consenso, e nemmeno proprio sulla diagnosi, ma sulla comunicazione della prognosi, che è una cosa un po' diversa, cioè nel senso che il nostro focus non era solo esclusivamente comunicare la diagnosi, ma quello dell'atteggiamento verso la prognosi, cioè il quanto e quindi anche il come. Ecco, noi abbiamo fatto quello che siamo stati capaci in questo frammento di tempo, però è molto importante questo, cioè non è solo la comunicazione della diagnosi, ma era soprattutto sulla prognosi. Va bene? Ecco, comunque vi ringraziamo, penso che... Aggiungo una cosa veloce, ringrazio, è stata un'esperienza molto formativa a livello personale, ringrazio il gruppo di lavoro, Beatrice, Oscar e Antonella Romeo e Alvise, perché in qualche maniera questo gruppo è servito anche per far crescere noi a livello di consapevolezza, a livello di sapere quanto sia importante comunicare una cosa del genere. E quindi dico grazie, è stato un onore e un piacere stare con voi.